La morte sospetta a Padova di un'anziana sottoposta a profilassi antinfluenzale ha fatto arrivare la paura vaccino anche in Veneto, nonostante il Ministero della Salute e molti esperti stiano usando in queste ore, dati alla mano, parole rassicuranti. I cittadini cui è stato somministrato il vaccino antinfluenzale continuano a rivolgersi per informazioni ai propri medici di base e ai farmacisti. Qualche allarmismo c'è stato, anche qualche cliente ha chiesto se fossero sicuri o meno, ma mi sento di dire che sono assolutamente sicuri e i controlli ci sono, per cui dico alla gente di vaccinarsi e di stare tranquilla. Ad onor del vero, sotto accusa c'è solo uno specifico vaccino, il Fluad, venduto solo su richiesta dei medici curanti e che viene somministrato a chi presenta patologie polmonari particolarmente gravi. È un vaccino adiuvato, diverso dal vaccino che si usa comunemente e che normalmente, per quanto ne so io, si utilizza in casi un pochino più specifici. Per il presidente di Farmacie Unite l'allarmismo di queste ore è del tutto ingiustificato. Prudenza, soprattutto perché dobbiamo verificare se effettivamente questi decessi sono dovuti proprio alla somministrazione del vaccino. Io penso che forse in qualche caso magari si può anche pensare che sia dovuto a una forma anche allergica. Lei si vaccina? Sì, l'ho fatto. E queste notizie, le notizie di questi ultimi giorni le hanno messo preoccupazione? Certo, certo, abbastanza. Però dopo, parlando con l'ufficio igiene, la dottoressa sanitari, mi sono un po' convinta, ho capito perché prima di tutto non combaciavano i nomi delle medicine e poi anche perché mi ha dato una certa assicurazione. Io consiglio, ripeto, di vaccinarsi e di parlare col proprio medico di famiglia, il quale potrà consigliare per il vaccino o meno.